Vittoria e anche convincente per la Savino del Bene Scandicci, che si impone per 3-0 nel derby contro il Bisonte Firenze. Il Palamandela Forum porta bene alle scandiccesi che, da quando entrambe le compagini militano in Serie A1, hanno sempre vinto su questo terreno di gioco. Partenza a razzo per le ragazze di Barbolini, mentre quelli di Mencarelli sembrano bloccati e con troppa paura addosso. Le ospiti cercano di imporre la superiorità che hanno in attacco sulle avversarie e approfittano anche di alcuni errori di troppo, specie in battuta delle fiorentine. Nonostante un tentativo di rimonta abbozzato nel finale dal Bisonte, la Savino chiude il primo parziale sul 25-22 grazie alla solita Stisiak, schierata come schiacciatrice dal proprio allenatore in attesa del rientro di Pietrini. Il suo attacco non lascia scampo alle avversarie. Almeno in partenza il secondo set ricalca pari pari lo schema del primo, Scandicci avanti, Bisonte costretto a rincorrere. La Savino arriva ad avere fino a 6 punti di vantaggio prima di accusare un passaggio a vuoto che permette alla squadra padrona di casa di raggiungere la parità a quota 23. Quando conta spunta la Courtney, che decide il parziale con un attacco vincente alla prima occasione utile per chiuderlo. Nel terzo, chi sperava in una reazione da parte del Bisonte rimane però deluso. La differenza in campo che abbiamo visto per un 7,5 resta tale e così per Scandicci c'è la possibilità di portare a casa il successo per 3-0 grazie ad un'ottima Drevniok sia al servizio che in attacco, che finisce a quota 12 punti, superata solo dalla Stisiak con 13. Dall'altra parte invece Belien si stacca dalle altre, mentre Enuonu è rimasta al di sotto del solito standard. Buona sempre per Firenze la prova dell'altro centrale Alberti, che chiude con 9 punti all'attivo e con buone percentuali offensive. Nel turno infrasettimanale il Bisonte Firenze proverà a rifarsi a Bergamo contro la Zanetti, mentre la Savino del Bene ospiterà Casalmaggiore. Siamo contentissimi perché abbiamo fatto una ottima partita secondo me e penso che dobbiamo utilizzarla come punto di partenza e cercare di alzare sempre di più il nostro gioco, perché credo che abbiamo un potenziale altissimo.